Allora, Valentina Griò insegna pedagogia sperimentale all'Università di Padova. Ho avuto modo di sentirla in un altro convegno a cui avevamo invitato a Padova, ho fatto qualche chiacchierata un po' per telefono e mi pareva proprio in particolare si occupa di valutazione. Domani pomeriggio sarà mosso il corso di Padova sul tema della valutazione e fra l'altro mi ha detto, l'ho detto ai corsisti, la professoressa Griò dice: io non vi vengo a raccontare le norme sulla valutazione, vi vengo a dire che cosa penso, che cosa deve essere la valutazione, e quindi il tema è nell'agire la valutazione, qual è il ruolo anche del dirigente, perché ci sono opinioni anche qui diverse, e ho pensato che fosse proprio la persona opportuna per affrontare il tema che è, lo vedete in tutti gli interventi che abbiamo fatto, dalle cose che ho detto io, all'Antonella, al professor Salatini, a Raffaele, bisogna cambiare la didattica, bisogna lavorare su questo per prevenire la dispersione, ma non riguarda solo i possibili dispersi, ma riguarda a nostro avviso tutti i ragazzi. Voglio dire che prima ci pensavo, no, quando ero lì, che a parte che ho ascoltato con piacere e credo di essere molto in linea con gli interventi che mi hanno preceduto, però quello che voglio dire è questo e ci tengo a precisarlo. Ho insegnato per 20 anni nella scuola, sono stata insegnante nella scuola, ho partecipato come insegnante ai tempi dell'MCE, ho lavorato nella scuola ai tempi dell'MCE e quindi perché lo dico spesso? Perché molto spesso quando gli accademici vengono a parlare si dice: beh, tu stai là, non hai la minima idea di quello che succede nelle classi. Ecco, questo non è il mio caso, poiché io in classe ci sono stata e ci sono stata appunto per tanti anni. E un'altra cosa che voglio dire è questa, che di solito nei miei interventi, chi mi conosce lo sa, sono provocatoria. Mi sento di farlo proprio perché sono stata insegnante e mi sento di poter dire che si possono fare certe cose. E a volte mi scontro con gli insegnanti in questo senso, no? Che mi dicono: ma no, ma tu ci dai la colpa di tutto, ma non è una colpa, è proprio l'idea che è necessario confrontarsi con il rischio, con lo sforzo, con la sfida, no? E quindi poter ottenere dei risultati proprio andando oltre a quello che normalmente facciamo. E quindi anche oggi sarà un po' provocatoria, quindi perdonatemi per questo e prendetela solo come uno stimolo alla riflessione. Qual è la mia idea? È quello di proporre alcune riflessioni riguardo a cosa si può fare all'interno della scuola, perché il professor Salatin ha parlato ha dato un quadro ampio della dispersione e ha considerato le variabili anche esterne, la multifattorialità della dispersione che giustamente va considerata. La mia idea è quella invece di dire che cosa posso fare io come scuola per contrastare la dispersione. Quindi l'idea che la dispersione sia un risultato di una relazione, che sia il risultato di una relazione, che non sia un'etichetta ma il risultato di una relazione. E anche l'idea che costruendo una scuola come comunità democratica, e poi vedremo cosa intendo per comunità democratica, possa essere un modo per contrastare la dispersione come io la intendo, non solo io, poi vi dico anche a chi faccio riferimento. E poi alcuni accenni a una didattica che a mio parere potrebbe essere utile per contrastare la dispersione, o meglio per fare della scuola una comunità democratica. Intanto comincerei da qui. Questo è l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione ci dice che è il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Gli ostacoli dei ragazzi non sono ostacoli che loro cercano e vogliono, ma sono ostacoli che ci sono, e il nostro compito non è dire quel ragazzo è demotivato, il nostro compito è
cercare i modi perché quel ragazzo che è demotivato, che non ha voglia di studiare, che a casa non fa i compiti, li faccia, diventi motivato e impari a amare la scuola. Quindi l'etichetta è demotivato, non ha voglia di fare i compiti, a scuola non fa un picchio, non serve a niente, non è quello che la Costituzione ci chiede, non è quello che è il nostro compito. Cosa significa dispersione a mio parere? Sappiamo che si parla di dispersione come il fenomeno per cui la scuola viene abbandonata, oppure, come ci dicevano giustamente i relatori precedenti, il fenomeno per cui i ragazzi escono dalla scuola con delle competenze, qui io farei molte riflessioni, che non sono quelle richieste. Ma ripeto, non solo io, prima il relatore che mi ha preceduto ha detto non ci sono ricerche, in realtà non ci sono ricerche in Italia, l'Australia è ricchissima di ricerche, ci sono dei bellissimi libri sulla dispersione scolastica, c'è un libro che adoro dove sono stati intervistati 100 ragazzi, si è fatto con loro tutto un lavoro per capire, che erano usciti dalla scuola, per capire come mai hanno ricominciato a studiare, ed è un libro bellissimo che invito tutti a leggere, penso non sia stato tradotto, ma è veramente bello perché vede la dispersione dal punto di vista dei ragazzi, e non solo la dispersione, il rientro a scuola, il ritorno, la loro idea di come sono potuti rientrare nella scuola, in una scuola chiaramente diversa. Comunque la dispersione secondo me non è solo appunto quello che si diceva, ma è anche il malessere dei ragazzi. Un ragazzo che viene a scuola e prova malessere, un ragazzo che sta a scuola col corpo ma che con la mente è altrove, è un ragazzo disperso, è un ragazzo che non c'è a scuola. Quindi la dispersione va oltre quello che noi vediamo in termini di dati, no? Perché i dati ci danno l'idea di quello che è il ragazzo che abbandona la scuola, che cambia, ma questa non basta, non è questa la dispersione e basta. E quindi che cosa succede? Succede che noi nelle scuole spesso non ci rendiamo conto che forse viviamo in una relazione, che abbiamo di fronte delle persone, e quando un ragazzo, questa è una storia vera, arriva un ragazzo in classe a suo tempo di mio figlio, è un ragazzo straniero, i professori si limitano a dire come ti chiami, punto, fine, e poi si comincia, si fa il programma, si va avanti. Cioè, ma vi rendete conto? Se voi arrivate in un luogo dove c'è un contesto straniero, eccetera, tutto quello che vi si chiede è come ti chiami, tu devi stare qui, devi vivere con noi, devi partecipare a una comunità, e tu ti limiti a chiedermi come mi chiamo. Per tutto non quel giorno e basta, fine. Quando gli studenti percepiscono che la loro vita, le loro esperienze, culture e aspirazioni vengono ignorati, banalizzati o denigrati dalla scuola e dal curricolo, essi sviluppano ostilità verso l'istituzione scolastica. Sono ricerche. Le ricerche hanno ripetutamente dimostrato che quando i ragazzi percepiscono che le loro storie e loro stessi diventano parte del curricolo e dei discorsi sulla scuola, essi si impegnano maggiormente nello studio e sperimentano maggiori successi scolastici. Anche qui ricerche. E adesso torno a un'esperienza. No, non ancora. Quindi, qual è il pensiero dominante riguardo il disagio e l'abbandono? Si pensa appunto con logiche di lascia la scuola, con logiche di cambia, quando in realtà l'abbandono è dato da una relazione che non c'è e da una insensibilità da parte della scuola rispetto alle aspirazioni, ai desideri e alle capacità dei giovani. E dico capacità, e qui vi faccio un esempio. Io ho la brutta
abitudine di frequentare le pagine Facebook degli insegnanti. Ma perché ho questa brutta abitudine? Perché dico, se insegno agli insegnanti è giusto che io, oltre che andare in classe, mi renda conto, e questo lo faccio normalmente perché faccio ricerca con gli insegnanti. Qui fra l'altro ho una collaboratrice, un'insegnante che da anni collabora con me, può testimoniare che facciamo ricerca insieme. Vorrei capire che cosa pensano gli insegnanti, e le pagine Facebook sono le pagine dove uno si esprime liberamente, no? Cosa succede? Succede che mi trovo in questa conversazione in cui si dice: beh, insomma, il voto è giusto perché è necessario che arrivino alle superiori preparati, perché stentano a leggere, a comprendere, ad elaborare un testo, eccetera, eccetera. E io rispondo: peccato che questi ragazzi abbiano delle capacità di integrare linguaggi multimediali molto migliori dei miei, abbiano capacità di utilizzare linguaggi diversi molto migliori dei miei. Peccato che magari io non so neanche cosa siano, e loro hanno delle conoscenze letterali di questo tipo che sono fantastiche. Allora, cosa vuol dire questo? Non che la letteratura classica non funziona e che non deve essere proposta, ma che ci sono queste altre cose che devono essere valorizzate. E quindi in questo senso dico che si può contrastare il disagio e la dispersione anche in questo modo. Cosa ci dicono le ricerche? Ci dicono dunque che l'abbandono scolastico non è frutto di un casuale incidente o qualcosa che accade naturalmente, ma è frutto di logiche, io metto fra virgolette, fra parentesi, di potere, non lo so, che sono ben lontane dall'essere del tutto innocenti. E perché dico ben lontane? Qui so che dirò qualcosa che al professor Salatin non piace molto, ma poi ci capiamo. Sì. Perché e vi parlo di eduscopio e di Invalsi proprio in questi giorni, no? Allora, quando continuiamo a valorizzare le scuole che selezionano l'ingresso, perché lo sappiamo tutti che le scuole top sono quelle che selezionano all'ingresso, non è una selezione chiaramente diretta, ma è una selezione chiara. Perché tutti i licei hanno, nelle prove Invalsi, hanno risultati alti, tutti gli istituti tecnici risultati medi, tutti i professionali bassi? Perché i professori migliori sono tutti al liceo? Perché al liceo, non lo so, c'è la classe appunto docente migliore, o si fanno... No, semplicemente perché ci sono selezioni in ingresso. Quindi queste classifiche che continuano a perpetuare l'idea che la scuola debba essere quella lì, queste sono logiche non ingenue, sono logiche non ingenue. E il fatto che le prove, invece di valutare se un ragazzo se i ragazzi sono capaci di lavorare in team, se i ragazzi hanno acquisito capacità di solidarietà con gli altri, se i ragazzi apprezzano le differenze, continuano a misurare solo ed esclusivamente delle abilità accademiche, che sono comunque frutto di un disegno che potremmo dire può venire da qualche parte, io farei delle riflessioni di questo tipo. Quindi sull'ingenuità di queste cose mi astengo. E poi le ricerche ci dicono anche che se una parte di giovani è destinata ad un futuro buio, la missione del fallimento è nostra. Quindi il disagio e la dispersione è una missione di fallimento della scuola. Disinteresse verso la scuola quando è iniziato soprattutto, ossia è aumentato quando appunto si è cominciato, e queste sono ricerche, io le ho sintetizzate così, però sono frutto di ricerche, quando l'etica della competizione e della misurazione intesa in senso, io mi occupo di valutazione, quindi credo nella valutazione, ma non in questo modo, il paradigma della misurazione e della competizione è entrata nella scuola. Quindi cosa si è fatto della scuola? Si è fatto un luogo dove il risultato
in termini accademici è l'unica cosa che conta, quando e quindi si sono dispersi tutti gli altri valori che la scuola invece ha il dovere di proporre, primo fra tutti appunto quello della comunità democratica. E vado avanti. Quali soluzioni? Certamente tutte quelle che ci ha proposto il professor Salatin sono assolutamente soluzioni concrete e precise, che sono frutto di ricerche della Commissione e sicuramente funzionano, ma se noi dovessimo andare a vedere che cosa fare nella scuola, io dico, e qui prendo delle parole di una collega della Roghi, che nel 2018 dice il vero anticorpo per la dispersione è la relazione scuola-ragazzi. Quindi noi possiamo come insegnanti veramente giocare molto su questo. E poi ritorno anche a una risposta che è 50 anni, che ci viene data da un libro che per tutti dovrebbe essere, come dire, una Bibbia. A quelli che sembrano cretini dargli la scuola a tempo pieno, e chiaramente dobbiamo prenderle come metafore, non possiamo prenderle come no, letteralmente. Agli svogliati basta dargli uno scopo, non bocciare. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo noi che ci dobbiamo muovere verso i ragazzi, che, ripeto, non sono i ragazzi da etichettare, ma siamo noi che possiamo cambiare le strategie nei confronti dei ragazzi. E qui ancora mi faccio riferimento anche qui a una ricerca di un grande studioso anche qui australiano, che aveva fatto tutto uno studio sul linguaggio che si usa a scuola e sull'idea che la scuola abbia le metafore dell'aula di tribunale, ok? A partire dalla parola interrogazione, no? Se pensiamo all'interrogazione è proprio classica dell'aula di tribunale. Allora ci dice questo grande studioso cosa dobbiamo fare. Dobbiamo passare dalla metafora dell'aula di tribunale, dove le strategie, e questo è vero in tantissime classi, quali sono? Quelle del nascondere, quello del dire il falso, quello di ricerca di scuse per discolparsi da qualcosa, a quella alla metafora del tempio dell'apprendimento. Piuttosto usiamo anche la parola del mercato, ma è mercato delle idee. Si vendono idee qua dentro. Cosa vuol dire? Torno un attimo indietro. Ecco, e cosa vuol dire fare della scuola il tempio dell'apprendimento? Vuol dire, e qui ritorno al focus della questione, che la scuola deve essere maggiormente caratterizzata da relazioni orizzontali, ossia relazioni democratiche. Cosa vuol dire fare di una scuola un ambiente democratico? Nelle organizzazioni democratiche, anzi in tutte le organizzazioni in cui esiste una vera leadership piuttosto che una semplice coercizione manageriale, il modello organizzativo non è mai un processo dall'alto verso il basso, ma è un processo impegnato che coinvolge tutti gli attori. La visione dialettica e relazionale della leadership come processo incorpora l'agire umano di tutti i membri dell'organizzazione. La leadership democratica e trasformativa ha luogo in tali ambienti che sono dinamici piuttosto che statici. Tale leadership sorge non dalla coercizione e dalla manipolazione, ma dalla collaborazione relazionale e da processi partecipativi. Cos'è la scuola come luogo di partecipazione? È un luogo dove tutti lavorano insieme per ottenere obiettivi comuni. E allora ritorno a delle questioni che ho già annunciato in un altro congresso con Proteo. Una prima questione chiave è: quanto spesso abbiamo collaborato con i nostri alunni e le nostre alunne, lavorato con loro per progettare, realizzare, migliorare l'insegnamento e la formazione e l'organizzazione della scuola? Seconda questione: cosa potrebbe succedere se trattassimo i nostri studenti come persone la cui opinione conta nello sviluppo e nell'implementazione delle riforme educative e formative? Ho fatto una ricerca un anno in una scuola di Parma, un istituto un istituto con tante scuole. Sapete, avevamo chiesto ai ragazzi di dire cosa pensavano della scuola, cosa avrebbero cambiato della scuola. Avevamo creato un sito web apposta dove loro potevano interagire.
non interagivano, non c'era verso di farli partecipare. Siamo andati nelle scuole con il gruppo di ricerca e abbiamo chiesto ai ragazzi come mai non usavano questa possibilità di dirci perché, come volevano la scuola, che cosa si poteva cambiare. Sapete cosa ci hanno risposto sostanzialmente? Quando da tanti anni parliamo e non siamo ascoltati, siamo stufi di parlare. Riposizionare i ragazzi come persone all'interno delle scuole si basa sulla convinzione che i giovani abbiano prospettive uniche per l'apprendimento, l'insegnamento e la scuola, che le loro intuizioni debbano richiamare non solo l'attenzione ma le risposte degli adulti, che i giovani dovrebbero essere offerte opportunità per plasmare la propria educazione vera. E questo ce lo dice anche l'Europa. Ce lo dice l'Europa, il diritto di essere ascoltato e preso sul serio è fondamentale per la dignità umana e lo sviluppo di ogni giovane. Stabilire la partecipazione attiva dei bambini e dei giovani in tutti gli aspetti della vita scolastica è fondamentale affinché influenzino l'insegnamento e le pratiche di apprendimento e l'ambiente scolastico. Ho visitato una scuola inglese anni fa. Nelle scuole inglesi gli insegnanti vengono scelti dal dirigente, lo sapete. Sapete che c'era la commissione dove c'erano anche gli studenti? Abbiamo chiesto ai ragazzi che cosa hanno da dire sulla loro esperienza scolastica? Abbiamo chiesto loro le loro aspettative e speranze in relazione all'educazione alla scuola? Che cosa hanno da dire su quelle scuole che li respinge? Quale ruolo hanno i loro insegnanti nel percorso di riscoperta dell'apprendimento come qualcosa di significativo? L'apprendimento è una relazione. La relazione è costituita da due poli. Se un polo non funziona, non può che essere che l'altro polo è del tutto in discolpa. Quindi è inutile, ripeto, è inutile etichettare gli studenti come demotivati, eccetera. C'è una relazione dove un polo deve agire. Peraltro noi siamo pure pagati in questo polo perché le cose funzionino. La scuola deve diventare un luogo dove il fenomeno interattivo funziona, dove non ci sia istituzionalizzazione di diagnosi, ma dove gli insegnanti diventino capaci di cambiare il proprio modo di porsi per cambiare la relazione. Ci sono gli psicologi interazionisti, gli rogersiani, che ce lo insegnano da una vita. Se tu vuoi cambiare una relazione, devi cambiare prima tu. Sei tu che modifichi la relazione, perché non puoi fare in modo che l'altro cambi se non cambi tu. Quindi le relazioni contano. Senza forti relazioni affermative con gli studenti è evidente la probabilità che i comportamenti a rischio dei giovani aumentino considerevolmente, e tra cui disimpegno da scuola, alienazione, disaffezione, assenteismo, problemi comportamentali ed eventuale abbandono scolastico. Tutte ricerche che ho preso dall'ambito australiano. Questo Smith è stato è un grosso studioso di disengagement, disingaggio dalla scuola, non mi viene la parola italiana adesso, va bene, di abbandono. E quindi le relazioni contano. È necessario passare dalle riforme strutturali e di governance che vanno fatte a quelle relazionali, promuovere la fiducia e il rispetto reciproci e che si impegnino a promuovere la dignità, l'umanità, l'appartenenza e la connessione. Questo è uno schema che ho preso e che vi lascio perché ci dà alcuni elementi di come dovrebbero essere le relazioni
in vari aspetti. Io mi occupo di valutazione, ma tutti quelli che mi conoscono per quanto riguarda la valutazione, io dico sempre che è inutile fare insegnamento partecipato e poi fare valutazione vecchio stampo, no? Quindi anche nel processo valutativo lo studente deve diventare colui che è al centro della valutazione, deve diventare il protagonista della valutazione, deve diventare colui che impara a valutare e autovalutarsi. E chi mi dice non si può fare, io dico che non è vero, perché su questo abbiamo esperienze, ricerche, lavori all'infinito. Peraltro, domani lo dirò, l'autovalutazione è citata da tutti i documenti ministeriali, dalla scuola, dalle indicazioni nazionali per la scuola primaria alle indicazioni per i licei, alle linee guida, eccetera, eccetera. Attenzione, prego. Vi preghiamo di abbandonare immediatamente l'edificio usando la prima porta di emergenza e di recarvi direttamente al punto di ritrovo. Volevo solo dire che così, ma insomma è chiaro che alcuni elementi, un elemento che è importante dal punto di vista più strettamente didattico è ridare valore alla cooperazione e alla collaborazione, cioè le relazioni orizzontali, quelle di cui parlavo prima, dal punto di vista didattico ci dicono, ma ci dicono anche perché è così dal punto di vista della psicologia cognitiva. Non si apprende per acquisizione dall'esterno all'interno, si apprende per distribuzione del sapere. Quindi è inutile che noi continuiamo a fare non sono per l'eliminazione della lezione frontale, ma non possiamo utilizzare l'unico modo di insegnare o il modo prevalente, e non ditemi che non è così perché entro nelle scuole quotidianamente, il modo prevalente di insegnare soprattutto nelle scuole secondarie è la lezione frontale. Non possiamo continuare, perché appunto se poi i ragazzi si disingaggiano, scusatemi il termine, non mi viene in italiano, in un italiano decente, noi non abbiamo utilizzato altre forme, numero uno, e secondo, ripeto, perché la psicologia dell'educazione ce lo dice chiaramente, gli studi sull'apprendimento ce lo dicono chiaramente, la nostra mente funziona per associazioni, per reti, no? Che la conoscenza si sviluppa per confronto, per rapporto con l'altro. Vygotsky ce lo diceva, l'acquisizione della conoscenza sta prima al di fuori di noi, nell'incontro con l'altro, nella relazione, e poi viene acquisita. Quindi se non c'è l'incontro con l'altro, il confronto eccetera, non c'è vero apprendimento, c'è sì acquisizione di qualche nozione che dopo l'interrogazione mi dimentico molto in fretta. Quindi l'idea è, le indicazioni nazionali ce lo dicono, no? La scuola deve essere una comunità educanti, nelle comunità si parla, si discute, ci si confronta, si fanno i lavori di gruppo, si tiene il rapporto diciamo appunto orizzontale e non verticale. E quindi come si realizza l'apprendimento? Proprio in questo modo. L'apprendimento non è un meccanismo stimolo-risposta, non è una trasmissione, ma è un frutto di relazione e di confronto. Ecco, solo per fare velocemente, no, le strategie a scuola, quindi no, l'idea che ci debba essere comunque intenzionalmente la relazione, che si favorisca l'interdipendenza, che si solleciti l'impegno mutuo, la responsabilità di tutti con tutti, dei ragazzi con gli altri, eccetera eccetera eccetera. Risultati di ricerca ci sono, guardate, tantissimi. Nelle scuole dove la collaborazione diventa un momento forte della didattica, si è provato che c'è maggiore motivazione intrinseca. È inutile studiare per il voto è una motivazione estrinseca, dopo una settimana quella roba lì è finita, dimenticata, la motivazione deve diventare molto di più intrinseca, e con l'engagement è
intrinseca, diventa intrinseca. Relazioni più positive fra studenti. Le recenti ricerche ci dimostrano che dove si apprende in situazione positiva, di allegria, di serenità, quell'apprendimento è molto più profondo che dove si impara in modo così forzoso e rabbioso e ansioso. L'aumento dell'autostima fondamentale. Quanti ragazzini percorrono la scuola e invece di migliorare la propria autostima la peggiorano? Ma quanti? Soprattutto maschi, peraltro. E poi l'integrazione tra studenti provenienti di gruppi culturali diversi. Se non li facciamo parlare sti ragazzi a scuola, ma come pretendiamo che poi si parli fuori dalla scuola? Come pretendiamo che non si dica quello è arrivato da là, mi ruba il lavoro, eccetera eccetera, se non li facciamo interagire veramente nella scuola? Ma dove vogliamo farlo? Grazie per l'attenzione.